Tragedia di Farra con la morte della 14enne, la procura minorile ha aperto un'inchiesta, intanto l'addio alla ragazza potrebbe tenersi nel campo sportivo di Maser. Sotto shock i compagni di scuola e i professori del liceo Levi di Montebelluna, dove la 14enne morta a Farra aveva frequentato la prima all'entrata dell'istituto un mazzo di fiori ed una sua foto. 18enne trovato senza vita nella sua stanza dai genitori sabato mattino. 24 ore prima un 54enne era deceduto per un arresto cardiaco a San Fior, piange la morte di Mattia e Adriano. Sono 22 i focolai ancora attivi in Veneto, intanto la nuova iniziativa della regione per circoscrivere il virus, tamponi per le badanti che rientrano dai paesi d'origine. Focolaio Covid a Feltre, ci si avvia verso la normalizzazione, dice il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti. Oggi l'azienda sanitaria ha autorizzato la riapertura dell'Eurobrico. Assembramenti, schiamazzi e gravi episodi di disturbo alla quiete pubblica. Il sindaco di Treviso Mario Conte firma l'ordinanza di chiusura per 5 giorni di un bar-ristorante etnico. In settimana a tavolo in regione per il prossimo anno scolastico per le scuole dell'infanzia paritaria e la FISM. Chiediamo di poter rientrare in anticipo già i primi di settembre. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli di oggi, ma in primo piano il bollettino regionale di questa sera. Rispetto a questa mattina c'è un solo caso in più ed è della provincia di Treviso, 460 invece i casi positivi attualmente nella nostra regione, 711 invece sono le persone che si trovano attualmente in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i ricoveri sono 189 le persone che si trovano ancora in ospedale, 10 si trovano in terapia intensiva, nessuno di queste è positivo, 0 attualmente i decessi rispetto alla mattinata. Ed ora parliamo invece della tragedia di Farra. La procura minorile ha aperto un'inchiesta per chiarire il drammatico incidente, mentre Maser si prepara a dare l'ultimo saluto alla 14enne Vittoria De Paoli. A terra ancora i segni indelebili di una tragedia impossibile da accettare. A casa di Vittoria un via vai di amici, di parenti, di persone che tentano di consolare due genitori ancora sotto shock. Don Carlo, parroco di Crespignaga, è andato a trovare la mamma ed il papà della 14enne. Papà dice che è innaturale per un genitore sopravvivere al figlio e credo che siano parole vere e condivisibili. Incredulità, rabbia e disperazione sono sentimenti che umanamente dei genitori provano, dice Don Carlo. Non hanno voluto vedere il luogo della tragedia, troppo dolore. Lungo quella strada, in quel preciso posto, si sono infranti tutti i sogni di Vittoria. Vittoria era molto attiva, vivace, quindi a maggior ragione ancora la presenza si sente che manca. Quindi la fatica di darci una ragione, perché non è possibile darsi una ragione. La procura minorile di Venezia intanto ha aperto un fascicolo per fare luce sul drammatico incidente, mentre il Cafoncello sta lottando tra la vita e la morte l'amico 17enne di Vittoria, il giovane di Valdobbiadene che guidava la Vespa. Maser intanto si sta preparando a salutare l'ultima volta quella giovane solare, bellissima e piena di vita. Don Carlo ci spiega che a causa della normativa anti-Covid in chiesa potrebbero entrare solo una 60 di persone, ma sono tantissimi gli amici che vorrebbero salutare Vittoria, così il parroco ha proposto di celebrare la funzione nel campo sportivo di Crespignaga per dare la possibilità a tutti di partecipare. I genitori hanno acconsentito così come si è resa disponibile l'amministrazione comunale. Ora bisognerà attendere il nulla osta della magistratura. E vedere un po' insieme anche la modalità di vivere questi due momenti celebrativi, sia quello del funerale religioso che di un saluto anche tra amici a questa amica. Rimane il ricordo di quella festa, dell'allegria, della spensieratezza dei 14 anni, dove tutto sembra possibile, di quei momenti magici, di quei sogni che sono rimasti lì lungo quella strada.
Ed ora il ricordo della scuola che Vittoria De Paoli aveva iniziato a frequentare dallo scorso settembre. All'entrata del Levi di Montebelluna da questa mattina un mazzetto di ortense ed una foto ricordano i suoi primi giorni di liceo. Con le prime noi organizziamo ogni anno a settembre un momento a Jesolo in cui i ragazzi possono stare alcuni giorni insieme e vivere quindi anche il gioco, e questo è un momento in cui Vittoria era con delle compagne e ci è sembrato bello scegliere questa foto in cui è sorridente per ricordarla sempre così. La ricordano così al Liceo Levi di Montebelluna. La foto dei primi giorni di Vittoria De Paoli nella nuova scuola che aveva deciso di frequentare dopo le medie. Una ragazza che si era subito distinta per la sua gentilezza, per l'educazione verso gli altri, ma soprattutto per il suo modo di fare solare. La ricordiamo come una ragazza molto educata, rispettosa, contenta di venire a scuola e delle materie che aveva scelto. Frequentava la classe prima del liceo classico, e una ragazzina insomma diligente che amava la scuola, e ha partecipato anche al progetto Note del Classico, Note del Liceo Classico, quindi anche già attiva diciamo, all'interno della scuola, del mondo scolastico. Ortensia è un biglietto di vicinanza per la famiglia, per quella che si delinea come un'imprudenza giovanile che ha causato una tragica fatalità. A questa età, 14, 15 anni, 16 anni, a volte si fanno delle cose senza pensare perché c'è l'entusiasmo e la voglia di vivere che a volte magari non fanno pensare ai pericoli, e questa è stata una fatalità. Noi non sappiamo, noi siamo molto colpiti e ogni volta che succede non è il primo caso in cui un ragazzo, un nostro studente insomma, ha un incidente oppure viene a mancare. Per noi è sempre una grande tragedia perché ci sentiamo sempre parte della vita dei nostri ragazzi. Ed ora andiamo a San Fior, dove la comunità si stringe attorno a due famiglie colpite in pochi giorni da due tragici lutti. L'ultimo sabato pomeriggio con la morte in casa di un giovane 18enne. Cercano l'epigrafe i cittadini di San Fior, ancora increduli che Mattia da Ros non ci sia più, perché pare sempre impossibile morire ad appena 18 anni. La definiscono morte bianca perché Mattia sabato scorso era nella sua camera quando i genitori sono andati a cercarlo e l'hanno trovato disteso sul suo letto. Sarà l'autopsia richiesta dalla Procura di Treviso, che ha aperto un fascicolo sull'accaduto, a stabilire cosa sia successo a Mattia. Una verità che non consolerà i genitori, che questa mattina hanno ricevuto la visita del sindaco. L'immagine umana di una persona che ti fa capire cos'è un figlio e cos'è quella perdita là. Una mamma che stringe un indumento del figlio e non ha ancora finito di versare lacrime. Nuove lacrime per i compagni di scuola di Mattia da Ros. Il giovane aveva frequentato il 4º anno dell'Itis Blanca a Lancenigo e lui stesso aveva sofferto per la scomparsa del compagno di classe Nicolò Di Giacomo, il giovane di Casale morto lo scorso novembre in un incidente lungo Viale Fellicent sulla strada per la scuola. Mattia abitava in questa villetta dietro al negozio del papà chiuso per lutto. Poco più in là un altro negozio chiuso e un altro lutto, quello per Adriano Lot, morto a 54 anni venerdì scorso per arresto cardiaco. Mi coglie in un momento che sono veramente affranto perché questa mattina sono andato a visitare ben 2 famiglie, una per la morte del titolare della DMB, Lot Adriano, peraltro anche persona conosciuta con il calcio, e sono stato a visitare la famiglia del giovane 18enne che è morto. Devo dire che non ci sono veramente parole per commentare questi avvenimenti. Ho potuto vedere cosa vuol dire per una madre perdere un figlio, una madre che non riesce a finire le sue lacrime, è veramente un dolore immenso. Ed ora andiamo a Marghera, dove c'è stata la conferenza stampa di Luca Zaia, tamponi per le badanti che rientrano dai paesi d'origine. Questa è la nuova iniziativa del Veneto per circoscrivere il virus, mentre i focolai attivi sono 22. Abbiamo fatto partire una lettera a tutti i dipartimenti e faremo gratuitamente il tampone a tutte le badanti. Sì, che tornano ovviamente. È questa l'ultima mossa in ordine di tempo della Regione del Veneto per circoscrivere il virus, da qui il duplice appello. Chiediamo la collaborazione delle badanti che mi stanno ascoltando affinché sappiano che la collega che sta arrivando deve segnalarsi e glielo facciamo gratuitamente. Ai familiari
degli assistiti di sapere che quando hanno la badante in arrivo facciamo il tampone, che è il sistema migliore per evitare casini. Ed è lo stesso Zaia a sminare il campo da equivoci e strumentalizzazioni. Non è un fatto di ghettizzazione, è un fatto di sanità pubblica. Del resto il focolaio più esteso al momento in Veneto si è sviluppato attorno alla badante rientrata in pullman il 5 giugno scorso dalla Moldavia. 10 soggetti positivi individuati finora nel Padovano, tra cui l'anziana assistita e la figlia. L'altro focolaio è quello scoperto nel weekend a Feltre all'Eurobrico. Per focolaio si intendono 2 o più casi generati dalla stessa fonte. In Veneto attualmente sono 22, un mese fa 132. I focolai sono in diminuzione da 135 a 22 in un mese. Quindi oggi ne abbiamo 22 vivi, vi ricordo solo 9 in casa di riposo, il resto sono tutti focolai, 13 sono familiari. Zaia è ritornato sulla necessità di evitare assembramenti e sulla minore gravità dei casi attuali, che comunque si osserva nella quotidianità al di là delle beghe della scienza, ma c'è anche il fronte politico con 2 questioni calde. La prima riguarda il dibattito attorno al MES, il fondo salva stati per spese sanitarie. La scelta di aderire al MES, dire sì o no, spetta esclusivamente al governo italiano. L'altro fronte, le scuole paritarie, con le voci di alcuni esponenti del 5 Stelle che chiedono di non rifinanziarle. In Veneto, dice Zaia, sono oltre 1000, la metà delle quali in comuni senza scuole pubbliche. Io trovo scandaloso che ci sia una forza, perché sono i 5 Stelle se non ho capito male, che, ma lo dico non per polemica politica, me lo chiedi te, che obietti sul finanziamento delle scuole paritarie. Quindi invito il governo a stanziare subito risorse e ricordare quando le stanze che noi facciamo risparmiare 200 milioni di euro all'anno. Ed ora invece sentiamo le parole del professor Giorgio Palù, molti gli spunti emersi nel collegamento durante le nostre edizioni straordinarie. Ha infettato più di 10 milioni diagnosticati nel pianeta, quindi aspettiamoci almeno 50 o 100 milioni di persone infettate. Il virologo Giorgio Palù disegna lo scenario che dobbiamo aspettarci da quella che dice essere la prima pandemia da coronavirus che conosciamo, virus che continua a circolare, sottolinea il professore, ma in questa fase ora a preoccupare sono i tanti piccoli focolai, 2 anche in Veneto, che si stanno registrando. Sono casi paucisintomatici o asintomatici, non so della carica virale, ma ritengo che sia una carica relativamente bassa. Un virus come questo, che ha grande affinità con i nostri tessuti, è possibile possa trovare nella specie umana un nuovo serbatoio dove ripresentarsi, spiega ancora il virologo. Quindi c'è la possibilità che il virus permanga in maniera latente oppure che infetti nell'altro emisfero e possa ritornare. Se dovesse tornare siamo però preparati, chiarisce subito Palù. Sappiamo diagnosticarlo, trattarlo, stiamo sperimentando nuovi farmaci e testando vaccini. Il professore è poi intervenuto su quella che definisce una polifonia di voci, riferendosi all'acceso dibattito nella comunità scientifica sulla forza del virus. Non possiamo dire al momento che dal punto di vista del genetico il virus si sia indebolito, né tantomeno rafforzato. Quello che invece si può dire, chiarisce Palù, è che clinicamente le manifestazioni non sono più le stesse. Ho sottoscritto un documento che intendeva far chiarezza, certificare che il virus clinicamente è meno aggressivo e che ci sono almeno 10 lavori pubblicati che dimostrano che c'è una carica virale abbassata nei soggetti positivi e che c'è non solo una carica, ma che c'è una dose limite che permette la contagiosità. Quindi l'effetto patogenetico, quindi la manifestazione patologica, che è espressione della carica virale, è ridotta. Arriva poi una stoccata al professor Crisanti, che chiama il mio allievo, e alle sue ultime dichiarazioni. In questo momento è poco responsabile evocare, come ho sentito fare dal mio allievo, parole come mattatoio tedesco, aspettiamoci una spagnola, ci sono stati milioni di morti. Ecco, direi che non siamo più ai tempi della spagnola. Quindi evocare questo vuol dire fare del terrorismo e non dare la giusta informazione. Il Veneto, conclude Palù, è pronto ad un eventuale ritorno del virus. Veneto che ha saputo affrontare nel modo migliore l'emergenza. Io credo che il merito vada ascritto totalmente alla Regione e a chi ha avuto la capacità di governarla. I meriti sono della sanità regionale veneta e lo dico senza tema di smentita.
Ed ora torniamo ad occuparci di scuole paritarie, perché l'intenzione della FISM, la Federazione Regionale delle Materne, è quella di chiedere l'apertura anticipata ai primi di settembre. Se ne parlerà già nei prossimi giorni in Regione, come conferma il presidente della FISM regionale. Oltre 1000 scuole interessate, quasi 90.000 i bambini. Se fosse possibile, noi come FISM, il sistema paritario vorrebbe ovviamente riaprire il prima possibile. Il prima possibile significa dai primi di settembre, non aspettare il 14, perché il 14 significherebbe avere una settimana a disposizione per i più piccini da inserire quindi in quella settimana, però le settimane seguenti, quindi dalla 3 di settembre in avanti, iniziare con gli altri classi d'età, quindi con i bambini mediani e con i più grandi. Ecco, noi diciamo che dato che sono a casa ormai dal 23 di febbraio, bisogna recuperare una dimensione di relazione, di socialità, di educazione, di istruzione, tutti i bambini. Quindi il fatto di anticipare magari con delle attività che proprio recuperano questa dimensione di relazione anche nei confronti con il proprio educatore, con la propria educatrice, con la propria maestra, eccetera, è fondamentale. Quindi se riuscissimo ad anticipare questi tempi sarebbe ovviamente la cosa migliore. Siamo alla cronaca. 3 auto sono andate distrutte la scorsa notte per un incendio scoppiato nel parcheggio esterno di un concessionario di Vedelago. Le fiamme avrebbero parzialmente interessato una Land Rover, è andata completamente distrutta, parcheggiata, parzialmente danneggiata la carrozzeria di una Mercedes e di una Dacia Duster parcheggiate di fianco. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Castelfranco insieme ai vigili del fuoco. Dai primi rilievi effettuati sembra esclusa la causa dolosa, ma le indagini continuano. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha diramato un avviso di criticità idrogeologica per temporali forti valida fino alle ore 8 di domani mattina. Intanto fino al 1° luglio è stato dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico. Le ULS si preparano per i piani con l'emergenza caldo, che quest'anno deve fare i conti con il coronavirus. L'emergenza coronavirus condiziona anche i piani sanitari per affrontare il caldo e l'afa dei prossimi giorni. Le ULS, recepite le linee regionali, hanno già approntato il sistema di intervento che passa, come ogni anno, attraverso il riconoscimento delle categorie più fragili, ovvero bambini dai 0 ai 4 anni, anziani oltre 75 anni e pazienti con patologie. Su queste persone viene fatta una formazione, vengono istruiti a comportamenti adeguati, comportamenti sani, che servono a evitare le conseguenze delle ondate di calore. Ogni anno, soprattutto per i più anziani che vivono in abitazioni senza aria condizionata, si interveniva con gli operatori per accompagnarli nei centri diurni, strutture però al momento ancora chiuse per le misure anti-Covid. Questo in questo momento non possiamo attuarlo, speriamo che normalizzandosi, e lo speriamo tutti, la situazione del Covid, sia possibile riaprire questi centri, quindi avere anche questo strumento in più che è sicuramente importante. Anche le case di riposo venivano in aiuto in queste situazioni, aprendo le proprie porte agli anziani. Quest'anno, con l'emergenza ancora in corso, diventa necessario, spiega la dottoressa Bonato, individuare con anticipo quei cittadini che hanno bisogno di questo tipo di supporto. Se poi dobbiamo anche trasferirli nei centri servizi, queste persone vanno sottoposte a un tampone diagnostico e vanno tenute in quarantena, quindi non è che possiamo inserirle tranquillamente in un centro servizi, perché vanno comunque sottoposte a uno screening. La Fondazione Cassamarca ha chiuso il bilancio 2019 con perdite per 3,94 milioni. Il documento è stato approvato oggi dai consigli di indirizzo e di amministrazione. L'esercizio precedente aveva registrato un passivo per quasi 78 milioni a causa delle svalutazioni di vari asset immobiliari e della partecipazione in Unicredit, oltre che per gli oneri di rescissione del contratto con il Comune di Treviso per la gestione del teatro comunale. I conti del 2019 hanno invece potuto beneficiare di introiti straordinari, fra cui 12 milioni connessi alla cessione di un ampio complesso immobiliare ex questura. Le spese di gestione dell'ente sono stati pari a quasi 4 milioni, dunque inferiori del 16% rispetto all'anno prima. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo in studio.
Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari ed ora andiamo subito a Treviso, dove per noi in diretta, in collegamento, c'è il nostro Lucio Zanato che si trova in Consiglio Comunale. Lo vedo già insieme al sindaco Mario Conte, che fra l'altro ha firmato l'ordinanza di chiusura per 5 giorni di un bar-ristorante etnico. Lucio, a te la parola. Grazie Daniela, buonasera ai telespettatori di Antena 3, sono con il sindaco Mario Conte, come hai detto giustamente tu, partiamo dall'ordinanza firmata. Sindaco, cosa è successo a San Liberale? A San Liberale le segnalazioni dei residenti erano diventate numerose effettivamente nell'ultimo periodo. Ho personalmente verificato e chiamato le forze dell'ordine perché sabato sera si sono verificati degli assembramenti molto pericolosi fuori appunto da questo locale. Sono usciti i carabinieri, hanno verbalizzato e oggi ho firmato l'ordinanza di chiusura dell'ambiente per 7 giorni e poi valuteremo anche altre azioni perché non sono in alcun modo accettabili situazioni come quelle riscontrate. Insomma, la lezione dei 2 locali in centro non è servita? Ma in realtà io continuo a sottolineare come la stragrande maggioranza dei nostri locali si stia comportando davvero bene. C'è qualcuno che ancora insiste nel voler fare il furbo mettendo a repentaglio la salute di tutta la comunità, oltre a disturbare la quiete pubblica come è successo nel caso di sabato a San Liberale. Quindi insomma chi sbaglia deve pagare. Senta, andiamo qui al Consiglio Comunale di oggi, si è parlato di bilancio, variazione del bilancio, per sentito l'assessore Schiavone, però si è parlato anche di centri commerciali e poi c'è stata la polemica per quanto riguarda l'IMU. Le opposizioni dicono avete detto che si poteva pagare più tardi, ma l'avete detto dopo che molti hanno già pagato. Sì, in realtà noi abbiamo detto che si poteva pagare più tardi dopo che lo Stato ci ha autorizzato a dirlo, nel senso che il MEF è stato approvato il 9 di giugno e quindi i giorni a disposizione per comunicarlo ai cittadini sono stati pochi. C'è da dire però che nella nostra comunicazione abbiamo bene evidenziato come chi avesse delle difficoltà poteva contattare gli uffici e credetemi sono stati tutti contattati, nel senso che sono oltre 350 le telefonate che quotidianamente gli uffici ricevono appunto per concordare le nuove scadenze per questa tassa all'IMU, quindi abbiamo fatto tutto nei tempi compatibilmente a quanto c'è stato predisposto da Roma e se qualcuno non si è accorto di questa opportunità e ha pagato, di questo mi dispiace, però c'è da dire che l'opportunità di rinviare la scadenza l'abbiamo dato a tutti. Centri commerciali come siamo messi? Qui c'è stato un po' di bagarre? Ma sì, una bagarre francamente che faccio fatica a comprendere, nel senso che io personalmente come sindaco non ho autorizzato alcun centro commerciale. Le aree commerciali che ho oggi ereditato sul piano degli interventi sono tutte targate Partito Democratico e il sindaco Manildo, quindi voglio dire mi fa sorridere che gli attuali componenti dell'opposizione, ex componenti della maggioranza, raccolgono firme contro se stessi, però insomma l'importante è che nella discussione poi ne venga sempre fuori qualcosa di positivo per la nostra comunità. Se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Lucio, buon lavoro anche al sindaco Mario Conte, grazie davvero. Ed ora invece torniamo a parlare di Prosecco perché domani l'Assemblea dei Soci sarà chiamata a decidere sulla riduzione delle quote di produzione causa coronavirus, un consorzio spaccato in guerra soprattutto con le altre 2 denominazioni per una differenza di prodotto che spiega così uno dei componenti del Consiglio di Conegliano, Valdobbiadene. Io rispetto quello che fa la pianura, però non dobbiamo confondere il filetto con la carne da brodo, per essere chiari. Un'affermazione che fa già polemica nel mondo del prosecco, in particolare in quella che molti già chiamano la guerra fredda tra pianura e collina, tra DOC e Superiore Conegliano Valdobbiadene. Un marchio mai come adesso in difficoltà, preso nella competizione con gli altri 2 consorzi di produzione, ma anche all'interno della denominazione stessa, con una presidenza sfiduciata e una spaccatura sempre più evidente tra produttori e cantine sociali. E l'ennesima battaglia, sottolineano i ben informati, si terrà domani quando dovrà essere ratificata la decisione di ridurre la produzione, che proprio non va giù ai piccoli produttori rispetto ai grandi numeri delle cooperative, ora in difficoltà per il calo vendite causato dal coronavirus. Il concetto per i primi è chiaro. Se il DOCG Conegliano Valdobbiadene è arrivato a questi livelli, è merito di tutti i viticoltori che fanno 600-700 ore su per le nostre colline. Molti di loro hanno già iniziato a cancellare il termine prosecco dalle bottiglie, puntando ad un marchio
magari più piccolo ma più identificativo del territorio. Insomma, una situazione esplosiva per un prodotto e una zona oggi UNESCO che invece dovrebbe avere una regia unica per più livelli di prodotto. Indicazione più volte espressa dallo stesso presidente Zaia, che pare non sia per nulla contento della piega che sta prendendo uno dei suoi successi personali. Domani dunque si capirà se almeno sulle quote ci sarà una pace armata, mentre tutti guardano alla nuova era per la DOCG fissata per il 1° ottobre, che rischia, secondo il presidente uscente Innocente Nardi, di partire tra colline di macerie in termini di rapporti e soprattutto forza del prosecco di marca nei mercati internazionali. Non si può penalizzare la collina, specialmente la Corzon, oppure tutti i vigneti storici, perché secondo me questi sono sacri e sono quelli che hanno scritto e hanno fatto la qualità e la storia di questo territorio. Ed ora a Montebelluna per il palio cancellato, la decisione sabato non senza lacrime, come ci ha confermato oggi il sindaco, che però ha anche rilanciato con una nuova iniziativa esclusivamente per quest'anno. Uno spettacolo teatrale per ricordare questo evento che ha fatto di Montebelluna una città più consapevole, più unita e al suo interno più solidale. Il palio passa dalla strada al palcoscenico, diventando opera teatrale, forse un musical. E questo è il progetto per ricordare i 30 anni della manifestazione, nell'edizione in cui per la prima volta viene cancellata. Una decisione difficile, ricorda il sindaco Marzio Favero. Ma sabato mattina mi sono trovato col presidente del Palio, Nicola Palumbo, e coi capimastro, e dopo una discussione approfondita dove sono scorse anche lacrime a dimostrazione della passione degli organizzatori, purtroppo abbiamo dovuto convenire sul fatto che non sussistono le condizioni per organizzare un evento di massa in condizioni di sicurezza. Del resto, ricorda il sindaco, anche eventi secolari come il Palio di Siena quest'anno sono stati cancellati. Troppo rischioso mettere sulle spalle dei volontari la responsabilità per un possibile focolaio di contagio. Come abbiamo visto nei giorni scorsi c'è una recrudescenza del virus, cosa che sembrava impossibile nel periodo estivo, ed è troppo il rischio connesso all'organizzazione di un evento di massa. Fare un palio in formato ridotto significherebbe tradire lo spirito del palio stesso, perché quando si fanno le gare arrivano 20.000 persone. Troppe in questa situazione, soprattutto con la consapevolezza che le regole non cambieranno. Eventualità su cui contava il presidente del Palio Nicola Palumbo, che si era dato il 15 luglio come termine ultimo di decisione. Perché avete deciso di anticipare così tanto? Perché abbiamo capito che non ci saranno norme che dichiareranno la fine della pandemia. Favero, che con rammarico ha condiviso la decisione, ben sapendo che questo sarebbe stato il suo ultimo palio da sindaco. E forse per questo sprona gli organizzatori a nuove idee per quest'anno, ma soprattutto per il prossimo. Credo che adesso la vera sfida sia cercare di organizzare un Super 2021 come edizione del Palio. A malincuore siamo costretti ad avvisare tutti voi che quest'anno la manifestazione Artigianato Vivo sarà cancellata a causa dell'emergenza sanitaria a cui sta facendo fronte il nostro paese. Con queste parole nella home page del sito da ieri nuova marcia indietro della Proloco di Cisone sull'organizzazione dell'edizione 2020 della Classica di Ferragosto. Fino a qualche giorno fa è stata confermata un'edizione più breve, 4 giorni e non 2 settimane, più contenuta sugli espositori, puntando ad una maggiore qualità. Poi la nuova marcia indietro. Chi di voi ha partecipato almeno una volta alla nostra manifestazione conosce benissimo l'enorme flusso di gente che ogni anno arriva nel nostro piccolo paese e conseguentemente, per il senso di responsabilità che ci appartiene, abbiamo preso atto che questa sia la soluzione migliore. Questa è la motivazione sempre affidata al sito che rimanda tutto al 2021. Ed ora siamo arrivati alla nostra pagina da Belluno e provincia. Parliamo del focolaio Covid a Feltre, ci si avvia verso la normalizzazione, dice il direttore del Dipartimento di Prevenzione di ULSS Dolomiti Sandro Cinquetti. I casi positivi sono complessivamente 6, negativi i 18 tamponi processati nella notte. Oggi, dopo l'ispezione dello Spisa, l'azienda sanitaria ha autorizzato la riapertura dell'Eurobrico. Hanno dato esito negativo i 18 tamponi processati nella notte a completamento del contact tracing avviato dal Dipartimento di Prevenzione di ULSS 1 dopo la scoperta dei casi di positività riscontrati in 2 lavoratori dell'Eurobrico di Feltre. Nel punto vendita coinvolto nel focolaio epidemico stamattina c'è stata un'ispezione del personale dello Spisal che non ha evidenziato elementi di criticità e pertanto nelle prossime ore l'Eurobrico sarà riaperto. Nessun provvedimento è stato disposto invece per un altro negozio nel quale lavora
una delle 6 persone coinvolte nel focolaio epidemico, visto che gli accertamenti hanno dato esito negativo. A Feltre abbiamo avuto un piccolo focolaio epidemico, vediamo questi focolai in tutti i paesi nella fase di coda pandemica, che ci ha portato ad indagare e quarantenare un numero abbastanza consistente di persone. In particolare, in prima battuta abbiamo eseguito 25 tamponi con le 4 positività di cui abbiamo parlato e successivamente ieri altri 18 tamponi che fortunatamente sono risultati tutti negativi. Ci avviamo quindi verso la normalizzazione. Non è però il momento di abbassare la guardia, dice il sindaco di Feltre Paolo Perenzin, che invita i cittadini ad attenersi ai comportamenti corretti dettati dalle disposizioni normative. E però oltre al distanziamento sociale, alla mascherina stabile, alla sanificazione delle mani, c'è un altro aspetto da tenere bene a mente e che purtroppo continua ad essere sottovalutato. Chiunque abbia sintomi respiratori anche lievi, mal di gola, tosse, febbre, non deve andare al lavoro, deve rimanere a casa, deve chiamare il proprio medico di famiglia, valutare la situazione, se necessario eseguire un tampone, perché queste persone potenzialmente hanno una coda epidemica, possono avere il virus Covid-19 e possono causare piccoli focolai epidemici dei quali certamente non abbiamo bisogno. Per il focolaio di Feltre la Regione oggi ha diffuso i particolari degli accertamenti disposti, i 2 casi di positività nei 2 compagni di lavoro commessi all'Eurobrico di Feltre sono emersi venerdì scorso. I 2 erano stati sottoposti a tampone il 24 giugno e da quella data si trovano in isolamento domiciliare. Uno dei 2 lavoratori è risultato sintomatico al Covid dal 14 giugno, l'altro dal 19 giugno. Il Dipartimento di Prevenzione ha portato oggi al tracciamento di 59 persone, 42 delle quali già sottoposte a tampone, mentre i restanti 17 saranno controllate nei prossimi giorni. Per tutti i 59 soggetti sono stati disposti i provvedimenti necessari, isolamento, quarantena e monitoraggio. Verranno contattati e valutati tutti i possibili contatti, anche quelli occasionali. Ed è stata un'altra domenica di passione sulle strade bellunesi, letteralmente soffocate dal traffico aggravato dai rallentamenti causati dai cantieri. Dallo scorso weekend è partito il servizio di monitoraggio predisposto dal tavolo di lavoro istituito dalla Prefettura e coordinato dalla Questura. Questo primo weekend è andato bene, abbiamo fatto diversi controlli, abbiamo fatto 2 articolo 186 del codice della strada per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, che ancora oggi rimane un problema nella provincia di Belluno. Pochi eccessi nel primo bilancio dei controlli disposti dal tavolo tecnico coordinato dalla Questura di Belluno e istituito dalla Prefettura, che la settimana scorsa ha varato il piano del traffico per la stagione estiva appena iniziata. Sulla base di quanto concordato con la Prefettura è stato fissato un tavolo tecnico che vedrà la partecipazione dei vertici delle forze di polizia, finalizzato a prevenire, a quindi predisporre e coordinare i servizi nel fine settimana con la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale per monitorare e quindi eventualmente contrastare tutti quei fenomeni di violazione alle disposizioni del codice della strada, con particolare riferimento al superamento dei limiti di velocità da parte dei motociclisti nella strada che da Longarone va verso Erto e Casso, e anche per monitorare sempre quello che è il rispetto del distanziamento sociale predisposto dalla disposizione Covid, specialmente nei rifugi e nelle località turistiche connotate a maggiore affluenza. Meno bene, anzi male, la circolazione sulle direttrici principali da e per le località turistiche. Gli incolonnamenti sono stati chilometrici anche a causa dei cantieri, 45 solo sulla 51 di Alemagna e in autostrada sulla A27 a causa dei lavori definiti fantasma che stanno creando problemi fra Belluno e Vittorio Veneto in entrambe le direzioni. Il presidente della provincia Padrin la settimana scorsa ha scritto alla società Autostrade, che al momento pare non abbia ancora risposto.
La sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno è vacante. Dopo il saluto di Girolamo Bentivoglio, destinato a Sassari, la gestione dei pompieri bellunesi è attualmente in capo a Loris Munaro, comandante interregionale dei Vigili del Fuoco, che già in passato fu a Belluno come comandante provinciale. Il Dipartimento, che nei giorni scorsi aveva annunciato gli avvicendamenti in Veneto, non ha ancora provveduto alla nomina del funzionario. Sollecitazioni in tal senso sono state rivolte anche all'assessore regionale alla protezione civile Bottaccin. Siamo arrivati quasi al termine. Dopo la nuova edizione straordinaria, subito dopo questa edizione di Treviso, vi ricordo la nostra trasmissione Ring, la politica gioca a nascondino e decide di non decidere. Ci vediamo quindi stasera a Ring 21:15, ovviamente su Antenna 3. In studio 21:15 Maurizio Panizza, avvocato, Marco Bonet del Corriere del Veneto, Enrico Cappelletti, candidato governatore Movimento 5 Stelle, l'onorevole Marco Marin di Forza Italia, Arturo Lorenzoni, candidato governatore dell'area democratica. Alle 22:15 l'onorevole Sara Moretto, Italia Viva, l'onorevole Sergio Berlato, europarlamentare di Fratelli d'Italia, Alberto Villanova, Lega, ed ancora Marco Bonet del Corriere del Veneto. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Bentrovati al meteo. Continua l'ondata di caldo africano, ce ne siamo accorti nei giorni scorsi con l'arrivo di temperature sempre più alte e sarà così anche nell'ultimo giorno del mese. Nel dettaglio sul Veneto la grafica di martedì 30 giugno ci mostra un ampio soleggiamento su tutti i settori, cielo sereno al massimo poco nuvoloso, qualche addensamento sulle Alpi dove non si escludono dei temporali di calore. Clima caldo con temperature minime fino a 22 gradi, valori massimi compresi invece tra i 27 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo sarà localmente coperto al mattino ma senza piogge degne di nota, più sole invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra i 21 e i 23 gradi, massime invece tra i 29 e i 31 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige con tanto sole, solo con qualche precipitazione sui settori di confine a partire dalle ore pomeridiane. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.